Domenica 28 dicembre, ben ritrovati e ben ritrovate all'appuntamento meteo di Teleradio Pace. La situazione vede un aumento repentino della pressione a nord delle Alpi, portando condizioni di stabilità sul nord-ovest italiano e temperature in aumento sia in quota che al suolo. Andando nel dettaglio della giornata di domenica, sarà una giornata soleggiata su tutto il territorio della regione, con qualche velatura tuttavia che transiterà sull'estremo opponente tra tarda nottata e prima mattinata. Vento forte da nord sugli sbocchi vallivi del Savonese e del Genovese occidentale in serata, rischio valanghe elevate in quota, complice il repentino aumento delle temperature. Mare generalmente poco mosso fino a sera, stirato sotto costa e molto mosso al largo a partire dalla tarda serata. Per quanto riguarda le temperature ci sarà un forte aumento, sulla costa andremo dai 6 ai 16 gradi e all'interno dai meno 3 ai 15 gradi. Diamo uno sguardo anche alla giornata di lunedì 29 dicembre, ancora venti forti di tramontana, soprattutto in nottata sugli sbocchi vallivi del centro occidentale. Lungo la giornata nuvolosità sporadica sulle coste del settore centrale e nella seconda parte di giornata in particolare. Cieli tersi sul resto della regione per l'intero periodo, venti che saranno moderati o forti dai quadranti settentrionali sulle coste del Savonese e del Genovese occidentale, deboli e variabili sui restanti settori e su quelli precedentemente citati a partire dalle ore pomeridiane. Mari stirati sotto costa e mossi al largo e temperature in lieve calo soprattutto in quota, dove le temperature si riassesteranno sui valori vicini alle medie del periodo.